E così lamenta una verità. Tu di vecchio si innamora, sa chiancia mi cura. Ah, le volte meglio un vecchio, che gente sfacinata anziché ci sono per i peri, che poi non usare uniti spuntano. Un vecchio? Mai, Dio, chi ne ha visto a fare panicotto? Guardate che per adesso che avevo stamattina. Ma che sono tutte queste risposte difficili? Un gatto, ma che è tutta questa filosofia? Niente, si riesce così, tanto per dire. Io mi capisco, e chi le dà boscia e chissà. Lascia solo, pure per voi c'è ancora tempo. Finitela e metteteci acqua in bocca. Io sperati persi, non ce n'hai. Finitela ed è... Non mi fa. Pensate che a gioventù non la sempre. Pensateci in tempo, che poi ne può finire come a mia. Come? E siete lì là così che serve per imbaramento. Avanti. Che sto sicchioracqua per favore. Per piacere, non ci cosa stiamo. E presto, presto, seguite la signora. Come un dannoso. Ma perché che dissi io? Maria, come stai? Ti senti lì come se avessi il Ducati che mi musica. Certo, per forza, non sto stato. Maria mia, di quando mi si sei? Erika si vede terzo mister. Stare attento figlia mia. Se prima o poi 2 mesi può essere pericoloso, sta attento, sai. Ma avevo immaginato un zupeggio appena ginassi questo amico dei giochi in forte. Angelo, qualche altra luce. Caccia un banano di neve, poliziata, la questione non si vede come mangiare a lei il giorno, ma tu come stai Mariuzza? Così. Addirittura quando zupeggio? Perché sto una pubassa? Ma io che ne so, se tu comanda, poi lo obbedisci. Che bello picciotto, ubbidiente, ciavagliatore. Beato la madre che accenugina la figlia. La Mario, se fosse pane li mangiavo. Che quando un buon volato, caffè, Veramente? Ci fossi da rigati. ma qui c'è messa a dire, Ma non ti guardare tanto assai. Senti qua, se tu fossi mascolo, la solita che si guarda te qua, tia. E chi tu guardi mascolo? Mascoli che vanno, ma è figli. Chi vedi? Ma si Ma sta che l'ho detto con mia stamattina? Ma senti, ma non vedi che tu stanno facendo apposta? Vanno all'uomo e dici che è pronto per mangiare, vai! Meglio che me ne vai, giorno, va. Però buona, per i 18. Ma sai che bella che stavo già? Primo zullente e poi riscicola, poi 18. Ma tu fatti i fatti tuoi, cambi 100 anni! A mia? Sì! A mia, sti cose! Ma scusa la casa, cagata! Finitela, avanti! Senti tu, vieni con me, aiutami a lasciare mangiare, dai! Capinacca, avanti! E tu, vai pure tu all'uomo e dici che è pronto per mangiare, vai! All'esterno! Mi vai pure io, ma... Dai! Figlia che cavolo che c'è stamattina. Cara, ce ne molte, cara. Hai ragione. Questa è una bella buona scala. Dai, viva Annicchia, avanti! Nina, Passate! tu perché un gai vedere la tua sposa che si è annicchia sofferente? E finisce la rosa. Ma che non si può parlare stamattina? Ma che c'è da mangiare qui no? Fellata la mia! Mi manda a comandare poco, no? E che ci vuole essere? Faccio un marona vide, alle venire, ci pungiuzzi vide, tumma, che polisso ha? Fare pizzicate, le vuoi fare pizzicate? Pare che disse poi sta forno e gli da questo Ma che vuole? ricchi siamo. Che siete male aggiccati. Una volta si mangiava solo pane e cipolla. E con suo vecchio cristiano buono. Ma non so bene con me. Non so bene io, sta l'uomo. C'è la vacca bianca che sta a Paitorino. Aspetta un attimo, chiamo io. Andiamo. Zubeggio! Oh, Zubeggio! Stai venendo! Cominciamo! Oh, Picciotti! Mangiamo! Cominciamo a mangiare, di più c'è la fame che non c'è Eccolo sotto la sciarpa. Mangiamo da lontania. Dai, io sulla sua questo. Vieni. Buono, le dai! Sì, le dà. Poi no! Ma sta salsiccia buona, Salsiccia buona!
lavoro, ora sa mangiare. Che c'è? Quattro dove dire che Piacere, un gelato d'appiglio, che non ti suole per cominciare a dire sbaffoni. Una sola e tille pulite. Sentite tu. Senti. Pilo, Iuso e Pilo Suso. E mezzo sto portoso curioso. Avanti, avvisate. Vai, dove sta sei? come mai, Pilo? Non lo sapete, vero? No. È l'occhio, papà Sonazzi. Pilo Iuso e Pilo Suso e mezzo sto portoso curioso. Spero che siamo stati pure insieme, va? Pulito, non ti preoccupare. Ascolta. Donna tu, che facete? Catarelli la mettete? Il amor di tutti i santi. Non darene, ma davanti. Basta, sei porco consigliato, ma tu dove cercando queste cose, Siete ignoranti. Ora così, non lo sapete. Ignorate, è la lanterna. Il lume. E picchi solo lume. Lo mettete da rero, Carlo, che si vede. Ma se mettete davanti, vi fa l'uso e vi rilassate. Signore mio. Madonna, che cavolo. E no, che c'è Naura? Ma aspetta che ancora sta l'una e dove Gio? No, su Pedro, ma che fa così? C'è annoglia, pure pane. Ma non sia però, E chi c'è di meglio? Di stare a casa, con compagnia dell'opera delle firme, mangiare, vivere e farne faccia di sangue. Trasi, ficcano, fatta cosa e sale mossa. Te lo dico io, andate così. Te lo dico io. Trasi, Ficcando, fa da cosa e si riposa. E come sempre, è la chiave. Vero, per le pote Maria, non voglio un nero. E in casa si sta riposando, chi vuole una... Maria, Marozza, vieni qua. Maria, No, vedi che vicino al suo cuore. Maria. Come stai? Chi vuole, il nostro stato è gravida, per cui è... Gravida, prena vuoi dire? Prena, per cui è... Meno male che te scimi mascolo. Che se Maria te scimi film, solo a pensare, ma eri incinta, un fritto per me. Il giorno, ma che va a fare? Dai, facciamo una Forza!
Basta una firma della polizia della verdura. Va bene. Rosa, arresta tu capo polizia della verdura, va bene? Come comanda e sovrastanti, agli ordini. Ai, pazienza. Ora, pure cameriera c'ha a fare la signora, perciò... Ma ora ci finisco. Rosa! Madre mia! Ti scappaste! Ma che fa? Ma me lo domandi pure, ma finisce, non vedi che stai travagliando? Ma papà sono la seconda altra. Ma non lo capisci che lo dice apposta a fare da restare qua? Per stare solo con te, no? Solo con mia? Sì! E che non è un genzi che tu? Ma va, dai, non fare così, vedi che fa cazzare tutta. Non mi toccare perché sennò mi metto a vociare, e tu lo sai. Usci? Avanti, poi saremo se hai sto coraggio di uscire. Nino, lasciami stare. Ti rissi, lasciami stare. Oramai già ne oggi tutti i cosi finero. Ah, e poi tu ora non sei maritato con Maria? Fu passato è passato, Nino mio, e io ora a pensare al mio futuro. Eh sì. E lo primo che mi capita, mi lo marito, e così vitte si vitte. Che fai tu? Tu non ti mariti con Nugio, Rosa. Tu non ti mariti con Nugio, ma come ti la dire? Tu sei mia, solo mia essere, capito? Non ti ammaritare con Nugio. Vero? Sì. E allora perché ti maritasti con Maria? Picchi. Perché? Dimmilo. Me la farei per forza, vero? Dimmilo avanti. Un musciare intanto, un musciare. Me la maritai, perché? Perché a così va sul suo peggio, ecco. Vero, perché così va sul peggio. Ma che bravo, che giudizioso che sei. Finiscila Nino, non mi ci mica mi fissa a mia. Ti pare che non sacce col perché ti maritasti a Maria tu? E perché sentiamo? Perché? Pili i soldi, pili i robbi della maritasti, pili i picciole. Ma che mi dici? Ma quali picciole e quali robe? Ma dov'è non dici domenica? Ma fatti Leva, la Nino, mi toccare. No, ma un mese per usare. Casugno! Benedetto San Pasquale, facciamo un furetto da giocare per te, eh? No, aiuto, sta luna a birri come stavano là in male. Sì. A fare visita. Come stanno? Come stanno? Stanno buoni? Possiamo, sembra una ribabbiare. No, Nino, io non babbio, così non andiamo d'accordo. Tu presta per banchiere, a me, mio nipote, Rosa per banchiere, e io fui contento a dare Tilla. Però vedi che tu non sei ancora un padrone. Tu a travagliare. Ma io travaglio, su peggio, travaglio c'è. Oh sì, la ragnosia personificata. La verdura è pronta. Brava. Io mi vaglio. Vai a travagliare con le altre donne. Come sembrava di la laurea. Tu a dare l'esempio, a travagliare. Ma io travaglio, tu a travaglio ci spari. Tu a picchiare un sapone nelle mani a picchiare. No, lo picchio il sapone. Sì, lo picchi nella barra e lo posso andare a barra. Tu la proprietà della tagliare. Ma io la talio. Sì, poi la taglio soltanto da lì. Io vedi che prima le gambe passano. Io non ne avanzo più, le gambe mi tremano. E addirittura per venire fino a casa mi stava scattando un po', e poi mi sta a venire la sera, quando mi va a fuoco, mi compare la morte, mi taglia, si scalda e se ne va. Ora lei mi vuole dire che a volte si scalda le ossa. Ti pare cambiata? Vero, qualche giorno però, bene, mi taglia, non si scalda più, mi dice, vengo, dammi la compagnia. Ma quando mai, sapete, chi da sua è solo malinconia. Che? Malinconia. E che malattia tinta? No, non è malattia tinta. E che cosa? Si può guarire però, sapete, dalla malinconia. Sentiamo, come si guarisce? Ossia, quando è cagugnauce, è sempre allegro, pimpante, anche perché ci sono l'uomini, i femmine, c'è pure soldi di Maria, e poi è tranquillo, giusto? Quando poi a casa, arriva in casa sera, si cuica, è solo in casa, giusto? Ci viene la malinconia, la tristezza perché è solo. Certo, la sua malinconia è dovuta dal fatto che lei è solo. Se invece lei avesse una femmina con cui stare, che ci facesse compagnia, la cosa cangiassero, però si può cangiare. Come dico, la malinconia non è una malattia, e se ci si può guarire. La medicina è una sola, al suo peggio. Quale? Ossia sarà a maritare. Oh, ma che sei pazzo, ma che sei fuori? Ma quello scherzo da dire, e mia, la donna non è necessaria. Che da fare? Che da fare? Io quello sbaglio, al suo peggio. Perché? Ce ne dico io. La femmina auto che non è necessaria, è necessarissima. Vabbè, certe persone dove sono pratiche, questi sì, ma io non sapessi quando a cominciare. E cosa fate con la vita? Ma che c'è, al suo peggio, perché le femmine che stengono solo per certe cose. Ah no? Ma chi c'è? Mettiamo, ci faccio un esempio. Mettiamo che possiamo finisce di mangiare e ci restano tutte le cose aggiumbate in capo a un stomaco.
come una balata. La mia. E sta comincia a torcere tutto per un duro, in casa è solo, non c'è nulla che ci può dare renzia, e quindi si va, si pulca, e c'è un bacio che devo fare dolore panza, se avesse invece una femmina in casa, chi te si premurasse, facesse di tutto per farlo stare buono, per esempio ci facesse un pochettino di acqua d'auro, ci fregasse lo stomaco. O può essere. Che cosa? Fregare lo stomaco. Fregatriglio. Ma che c'entra, io non era... ci vuole, e chi ne facesse il remoto, rimanete per farlo stare buono quando lei sta male. Mettiamo, per esempio, mettiamo che Bossia si tocca un'amma. Poi? Oh sì. Nemmeno. Sì, si tocca un'amma, che fa? Prima lo portano all'ospedale. E poi va posato, che dici? Magari 5 minuti senza babbiare, subito io ci stavo dicendo, prima lo portano all'ospedale e ci dicono che va stare almeno 30 giorni curcato, calma così, tisa, ingessato. Non c'è anche un tisa, no? Che fa? È solo in casa, poi chi ci cucina? Nulla. Avesse la femmina, ida ci facesse la pastina, con le polpettine, o ci studiasse tutte le misura, facesse sempre in modo di maniera che farlo stare buono. Mettiamo che a Bossia ci non vuoi pure stare con te. Oh, se per me! Ma io ho maritato subito. Io la femmina l'aio. A me se mi viene una cosa io ce l'ho quel chi combatte con me. Questo è vero, questo è vero. Ci vuole. Non ce l'ho detto io che ci vuole. È inutile, lei magari può pensare, ma le mie sono cose che posso fare. Ce la sa fare. No, è gioco non sbaglio. Fare conto. No. A Bossia, batticino. A Bossia la cercano con canneleggia. Si vede che ha tirato sto tavolo, è proprio che non le facesse parlare, va. che ci fa? Se non dasse una cosa. E parla chi? Lasciamo stare, va. No, ormai ho parlato di parla. Io parlo però, ma va a giurare che va a restare come se fosse una cosa in confessione, Ma cazzavo, mi diventa a parlare di soldi, io, una persona. L'altra sera, disse, tuo figlio ti parlavano fra di. Tuo figlio? Sì, una era schetta e una era maritata. Chi da maritata ci faceva chi da schetta. Come fare io con questo mio marito, io non lo saccio. Ma io peggio picciotto, non c'è niente di dire, un filete. Ma l'agnuso. Ma pensa una ma magari non mi fa un discorso se mi facesse fare e questo che sei ci diceva e ci diceva io come marito veramente ma credi non so come fare casa non c'è mai è sempre uscito fuori a giocare o con l'amici o se no se ne va al circolo ci risponde l'altra chi da schietta niente lui disse io per esempio mi sta a maritare io mi pigliassi un uomo avanti dall'anno perché sai l'uomo anziano è assistemato. L'uomo anziano non ha tante fume per la testa, l'uomo anziano ti rispetta sempre, mi vuole bene, quindi... Lei lo sapeva quella picciotta che parlava così? No, poi. Ossia l'ha visto nascere e crescere. L'ha visto nascere e crescere? Aspetta. Vincenzina! No. Ma quando mai? Chi da 70 anni avevo una? Ma che dice? Chi da che dico io? È picciotta? È più giunta? Una bella picciotta! E poi. Rosa, la figlia di Signore Natale. Oh, ma come scherzo la dire, ma che sei pazza? Come se sapere sua padre potesse pure rimproverare, chi? Ma quando mai? Ormai l'epoca cangiarono, non ce ne sono più uffici di queste cose. Ma di quella cosa, Rosa sarebbe disposta a pigliare la mia. Sì, ci ho giuro. Non mi con la ricchi me. Che si disse? Alleato, che curioso. Rosa, ci faceva Laura. Ecco, tu per esempio, tu virus Pedro, dice a mia mi fa una simpatia. Ma una simpatia chi? A me mi fa una simpatia chi? Chi? Ma una simpatia chi? Chi è? Non lo visto, non lo simpatia è? Chi me lo maritasse? Scendo, guarda, la piccotta bella. Bella sì. Cazzo, buona. E chi sono tutti accesi perché hai frequentato tanto? Sapete? Ma non c'è vista però un cineone proprio, sapete me. Certo, bene, sciacquata razza. Dimmi una cosa. Ma a te ti piace Rosa? Sì, bene, a me piace. E perché non te lo fai spiegare? Perché mi c'è a maritare io con Rosa? O se ci siamo a maritare? No, io ho fatto per posso dire va bene, allora ci dico io. Ci dico io allora. Dici? No, ci dico io, a Bossia che tu diceva a dire a Rosa, che capito? No, è che c'è lei va a fare così.
lei appena la vede spuntare, chi da sé sempre cagibazzi, capito? E se comincia a girare intorno, così gira intorno, un risolino, Rosa buongiorno, come va? E dice così, e come stai? Ci fa due giri intorno, e magari si sente un attimino così, spaesati, ma che sta di buono, sul più bello, quando da meno se ne aspetta, lei ci fa, zac! Ci lo che testa. Che ci cala, un colpo di testa così me l'ammazza. Zac, ne sente ci dice, Rosa, io per te non mangio più, un normo più, un vivo più. Ma che sei scivolito sei? E io mangio dopo, io non avevo la posata, scherzando. Ma sono cose che si dicono, sono frasi di circostanza che si dicono. Ma io sono uomo di parola, e quando dico una cosa, la rispetto. Ossia, a sta pago non ci dico io, è benissimo, non sbaglia mai. Dice così, dici? Sì, Chi avete di mormoriare? no, niente, Ma neanche ingri l'acqua io. Sì, sì, per l'uomo è capace. Io me ne vado, no. Buono che ne vai, eh? Ora è capace che torna al re, mi raccomando, io me ne vai, va? No, sta. Mi metto, State toccando ti muore, capisci? io va bene, Mi senti bruciare? Bene. va bene, sta tranquillo che queste cose si fanno sole comunque, mi raccomando, in bocca al lupo, Senti, forse di queste cose di carico, vai. Come devo fare il vecchio? sì, come no, attesavo. Vabbè, io mi raccomando, Ma quella buona veramente, va? Rosa, dove vai? A portarci l'acqua all'omine. Ah sì? Ossia che fa, si piglia lo fisco. Io fisco come vecchiaretto. Ossia vecchio. Avanti. Si vecchi fossero tutti come Bossia. Sì. Ossia ringiovanisce di giorno in giorno. Già, io non ne sapeva niente. Certo, sono come gente vecchi decrepiti. Io a Feduzzo di Canne, una volta mese, ma faccio. Ci Poi vuole. 100 settimane, una volta a settimana, lo faccio pure. Però l'età c'è. Ma non si vire. Ci lo giuro. Se io non sapessi che Bossia avevi 70 anni. No, 69 e 11 mesi, prego. Va bene, ma io che sarei 40. Massimo 45 ce ne resta. Vabbè, 40 anni come piglio io l'auto, non che voglio, non l'auto. Che di Santo non ti preoccupare. Va bene, me ne vai. O ne vai, assettati un pochettino, assettati. Portarci l'acqua all'omine. Oh, quello che comanda qua, quello ragione. Bossia lo Oh, padrone. e io voglio che ti assetto un pochettino, no? Se poi non puoi stare in compensazione con me, te ne puoi dire pure. Ma che dici? Io con Bossia ci stassi tutto lo giorno. E se potessi pure tutta la notte. Pure la notte. Pure la notte, certamente, che ci fosse rimasto. Rosa, t'ha messo a dire? Ma che cosa? Quella si vede, che si tasse. Però non faccio una cominciare, Rosa. Se non affrontasse, Rosa. Ti dicesse. Ma che ne sai? Aspetta, Rosa. Che fa? Dove cosa setta? È una Rosa. Ca, vicino a mia. Che piacere, Rosa, che piacere. Vicino, zupetto. Più vicino. Cosa che fa? Ti devi 2 dita di vino? Come piacere? Non ti muovi che va a pigliare. Non ti muovi. Come muovo? Rosa. Sicuro lo vuole una mano d'aiuto? No, Rosa, ci vado, io ti può occupare. A puzzo culo, la cazzo te. Aspetta, Bossia? Che dici, zupetto? Che come no? Cario? No, ma sentare. L'aiuto che faccio? No, non ti muovi. Cazzo. Eccolo qua. Ma che fa? Tutto, Dre, ma No, che i bicchieri sono. L'aiuto. Aspetta, Rosa, aspetta. Mia. Viviamo, Rosa, vediamo. Questo vino. È vecchio, come mia. Avanti. Arre, Bossia non è vecchio. Vabbè, sì, mi canta. Avanti. No, prima Bossia. Zupetto, ma tutto ripiato, me le ciao. Ma che fa? Non ti preoccupare. C'è chi so che. Dammi capire. Ma che fa? Pure uno studio magari. Città. Avanti, buono, e vivisse. Vivi tu. No, vivisse questo. Vivi tu. Ora Bossia. E vivi tu. Vivi tu. Che bello! Così, io farò di chiacchieranza,
lasciami una chiara travagliare un po' Come che te vai, Rosa? Rosa, ferma, da dire tante cose. Ma non saggio da cominciare, Rosa. Allora, se tu vedi, non so che mi va a dire. Insomma, affrontassi e dicessi, Rosa, chi voglio per cucchiere? Veda, Madre Santissima! Sei come la io, Non so vedo, lo sono che mi fece sera. Vedi a Bossia, con la camicia bianca, lo vestito nero ed era messo... Sì, in mezzo a casa, che sono Ma quali morire, tu vedo, era messo cara, ma a portare la casa. Sì. Che aspettava la zita. E quella la zia? Qua era la zita, io era la zita. Vero? E ci diceva... Su peggio, io vi Bossia non dormo più, vi Bossia non mangio più, su peggio io vi Bossia non vivo più. Ma non stai buono da dire io, e ora che ti dico? E la gente tutta che mi diceva, brava Rosa, ma che scelta che ha fatto, che uomo bravo, che uomo travagliato, non ti farà mancare mai niente, mi dicevano, vestiti, bracciali, collane. E dimmi una cosa, dopo che ti svegliaste cosa pensaste? E che pensai, su peggio, che era vero, su peggio io lo voglio bene. No, cominciamo a pescare che attentavo. Sono io che ti voglio bene. Ma ne potevo volere bene tutti e due. Come ho poco. E io mangio. Allora siamo zitti. E siamo zitti? No, però prima di dire che siamo zitti, va, vissimo a portare le cose ufficiali, va. Chi ci ha portato questo ufficiale? A cuore? All'ufficiale, chi ci ha portato? Ma che capito, su peggio? Ossia, va a domandare la mia mano. A me pace e giustamente anche a me Ma che te mangia. faccio da mano tua? Io tutto ti voglio. Capito, è un modo di dire, si dice così. Ah, che poi uno si piglia mano tutto bene. Non vai a parlare con tuo padre, non ti preoccupare. Dimmi una cosa, Rosa. Ma, morore, la caparra. La caparra? Ma che avanza piccolo mio su peggio. Ma quando si fanno ziti, ma che ingenua, che ingenua. Quando fanno ziti, se non lo anticipo, no? Anticipi. Caparra, ma che sta dicendo su peggio? Non ne sta capendo c'è niente io. Ma quanto ingenua. Insomma, Rosa, ma dai un basoletto. Ma io aracio, io donna onesta sul mio Perché io peggio. sono disonesta? No, non dissi che sto E allora tu sei onesta, io sono onesto. Ci diamo un po' di onesto. No, facciamoli così giusti. Avanti. Vallassi come pace. Va bene, ora vai. Avanti, valla come pace e poi ce ne rugno magari 100. Ma puoi dare 1 ora e 99 dopo. Così giusti da fare. Vallassi come pace. Vai, per non andare fitto, vai. Non ti muovi di caduta, va? Non ti muovi. No, non mi muovo. Se non fare niente come da letta. Ah, di no. Vedi che Rosa non va a fare niente, va a settare il capo e va a stare sempre assettata, va bene? Qui lo stai vedendo. Va bene. Ma successe qualche cosa? Io su peggio mi feci mozziti. Ma va. Sì, sicuro come la morte. Se la morte non arriva prima. Brava Rosa, brava! E che matrimonio d'amore? Amore, tu che hai di dire cosa? Tutte le sai. Ma vieni qua, che drugnola, amore, vieni Non qua. mi toccare, perché ora sono impegnata. Bagnata e ora, vieni qua, che drugnola, pigno. Onde vai, onde corre? Andiamo, vieni, che drugnola, pigno, vieni qua. Maria mia, sì. Come sei, Maria mia? Niente, non ti preoccupare, ma l'hanno passeggero. Sai, Ora passa. sì, ma sai che faccio? Ma cerca a tuo marito e cerco di bene. No, per favore lascialo stare, fallo travagliare, non ti preoccupare, ora mi passa, vai. Va bene, faccio come uno. E cudota e senza lotta. Maria, e tu che ci fai qua? Io che ci faccio piuttosto tutti voi che ci facevo da ringia. Niente, ma che pensi? Io ci stavo facendo vedere, cioè voleva venire a stavamo italiano. Niente, mi sta facendo vedere la
casa, va? Sì, la Data casa. la nuova situazione. E che ora c'è una nuova situazione che si fece zita e per cui ci interessava vedere. Mi fece zita con tutto zupetto, con tutto zupetto. Che stai dicendo? E chi giochi sentiste? Eh sì, mia cara, l'amore si sa, d'altronde non ha età. Ecco. E poi noi oggi a così, ne accorgiamo proprio per caso di volersi bene. Ma comunque, senti Nino, Sì. io vado a vedere cosa fa la ciurma. Se viene il mio fidanzato, glielo dici che sto tornando. Tranquilla, ma. Quando ti navi affari, spezzacori. L'ammazzo. Fermate, L'ammazzo. lasciala stare. L'ammazzo. Non ti compromettere. Questa creatura che porto, ti giuro che l'ammazzo. Ti dico, la levo in mezzo. Fermati, ti dico! Ne volevo compromettere per forza! Ah, non capisci che ora devi dare la nostra padrona? Per favore, calmati! Nino, come faccio a calmarmi, Nino? Stai morendo tu sì che mi ammazzi, tu, a ragionare, tu sì, tu mi vuoi bene. Ma che vai dicendo, papà sonanza? Io a te solo voglio bene! Tu sei la luce degli occhi miei! Tu sai, io che ti ha, non mangio più, non dormo più, non vivo più! A tutta così dice, Ma cosa ti pare con lo saccio? Ma quando io dico, picchi mi volesti maritare su me vuoi bene, Ma io picchi. te lo giuro ti porto solo a bene a tia! Maria, ma come te la dire? E poi scusami, l'amore che io provo per tia, non è la provo questa creatura che porta in petto, Sinde? Che ci facevi che rito con rosa? Ma che ci faceva niente, ti disse? Data la nuova situazione, io devo seguire la casa, l'appartamento, A casa, senza se mi sa fare, a casa. Maria mia, ma veramente io ti voglio bene, come te la dire? Nino, vedi che E io cosa stai sei? soffrendo come una cane. E tu non fai niente per aiutarmi, Nino. Bene. Tu mi fai morire la mia. Tu mi aiutare, aiuto. Ma non è Rosa, non è Rosa. Sì, non farla travagliare, non si dica. No, sta venendo Rosa, e io un attimino a vedere. Vedi che da ora in poi Rosa si è trattata con rispetto, e andiamo a travagliare. Non si preoccupi, da ora in poi Rosa fa socco. Ecco, socco fai tu, siamo a posto. Oh, Maria. Ti comunico che sono la piccola appuntata come ufficiale. Niente, disse che si fece zitto ufficiale. E lo che disse? Sì. Che c'ha a dire il suo peggio? Auguri. Grazie, grazie. Cavolo. Mi metto un po' all'ombra. Sì, Gioia mia, metti dall'ombra, metti dall'ombra. Quindi Mario, mi viene di lanzare me. Chi dicesti tu? Niente, dici che data la situazione che prena, e ci vuoi tu di rovesciare. Solo per chi sto Quindi vai avanti. Sì, vai, Una cosa piccola, non ti vai, credo. che ora tenga su. Assettane, non ti assettane. Mi hanno fare da domani. Ci parla? Ehi, appena gioissi, scompare in terra. Ma come scompare in terra? Zupetto, che è successo? No, più la gioia, babà, più la gioia. Ah, per la gioia, non ci mi Ma come sai? Dimmi facciamo una cosa. Nino, Zupetto. vai all'opera e Sì. dici di andare a travagliare. Che oggi hai onorato e pagato lo stesso. C'è da dire un motivo del suo regalo? Decillo, sì, decillo. Ma non fosse meglio che ci diciamo tutti e due. Nino, Zupetto. vai dalla ciurma e dici di venire qua. Perché ce lo diciamo tutte e due, va bene? Tutte e due ce lo diciamo. Ok, va bene. Come comanda la mia signora. Va, cammina. Dimmi una cosa, Rosa. Ora che siamo contati, come si vede lui? Ma Zupetto, Giafiro, affronto, non può Perché sto essere. appunto pure io, dici già. No, ma poi come si Abbiamo fa? coraggio, come così? Io non so se mai. È per me pure la prima volta. Allora proviamo, vediamo cosa dice. No, Zupetto, non può essere un affronto. Dai, che ci vuole, non lo so, non ci vuole ormai. Zupetto, non può essere un affronto. Arre, avanti, dai, coraggio. Ecco. Ma chi ci vuole? Io sai che il bacio senziale c'è una qua, non qua. Un bacio come? Senziale. Sensuale. Sensuale forse vuole dire. Ma no, Zupetto, no, ma fino a un affronto può essere. Giovanni, ti chiudo pure. E ossia, Mi chiudo pure io. si richiude però. Però mi chiamami sulla prima, se tu vuoi. Chiudessi l'occhio. Uno sì. Va bene? Ma Zupetto, ma che fa? Non mi va. Che ne sai? Ci sono solo da muovere, se no. Ma già vanno. E Zupetto, ma come faccio? Che ne sai? Prova una volta.
questo? Siamo appuntati con l'ufficiale ormai, che c'è? Appuntato con l'ufficiale e ai tempi nostri ne facevano assettarsi in mezzo al raso. Tu zitto, te, che ti chiamavano ciurrecanna. Perché? Perché la vivi sempre in banda. Cosa? Ti comunico qui presente su Peso oggi alle ore qualche minuto fa mi ha chiesto la tua mano. Per modo di dire. Come per modo di dire? E che poi mi chiamavano con tutto peso. Tu cosa rispondi? Sì. Così non si può. Cose vendere. Allora, visto che c'è il consenso della sposa, possiamo pensare alla data del matrimonio. I cosi vanno a fare giusti, anche se non ce ne fosse bisogno. Giustissimo, giustissimo. Che non dici? Tanto ci l'hai impazzita se faceva un saggio dopo domani. Ma che fa scherzo? Dopo domani? Allora domani. Domani? Ma pare che è fuitina, ma quando mai? Ma poi mia figlia ancora non è completa. Non è come che cos'è? Non è completa. Che ci manca? Che ci manca? Ci mancano... Tu zitto, i cosi rincia ci Così mancano. dice, di fuori non ci manca niente. Se poi tu dici così dici allora. Ma che capisci? Ma a Roma, andiamo all'ospedale, qualche professore, vediamo un po' di Ma quale ospedale, quale professore? E pare che a mia figlia ci mancano il ognuno oppure i figli. Che ci manca allora? Che ci manca? Ci manca il corriere a mia figlia. Come sei pensiero? Il corriere, va! Ora che vuole lei, faceva così, va. E in città, a città sceglie, non si lo paga, a città sceglie, ti lo paga. Ma tutto è fatto, te lo lavo e te male lavo. Ma che state dicendo? Ma anche per babbiare da dire. Perciò l'unica figlia femmina che io c'ho e va a così, senza rota. No. Ma manco per babbiare. Mio marito ha ragione, anche perché ne ha questa ignoranza, non la volessimo portare. Certo. E la dizi ce le volessimo fare a 10 a 10. Ci volessimo fare 10 lenzuola, 10 toaglie, 10 palle di mutande, 10 materassi. C'è una ghiglia la cascia, mia figlia, c'è una ghiglia questa cascia. Allora, dunque, facciamo un conto. Sì. Di quanto tempo ci vuole? Sì, ci vuole. Io dicessi uno. Ma quale uno? Perché tu già fai di te Allora facciamo sì. No. Manco sì. Non può essere, già Sette. No, quale sei? 7 e mezzo. Manco, ma insomma, quanto ci vuole? Quando ci vuole? 8. 8 mesi. No, 8 anni. 8 anni. E io che ci cavo a 8 anni. La cascia. La cascia mia c'è di dire. Facciamo di va. E va in città. Così lo sceglie, si la paga, si lo sceglie. Sì, però non mi potete trovare un piacere di pagare a me, Ma fammi piacere, tu pagare. No, sto piacere non mi potete trovare. Quando è che partite? Come quando partiamo? Quando dicete voi? Perché io pure ci avete. Ci mancasse altro. Ma se pagate voi? Ma che sono vostri però? Zita sceglia e io qua. Sono vostri però. Vabbè, faceva così. Lo facciamo per i cristiani, ma. Però certo, per la gente, per la gente. Siamo contenti di che stare. Un cappone, va. Grazie, zuppeggio. No, ma finite con questo peso, non dobbiamo. No, ragione a vostro peso. Oramai siamo in conferenza. Ormai più Sì, vero. Allora lo chiamo peggio, lo chiamo solo peggio. Non mi piace peggio. No. E allora lo chiamo Peggino, bello. Non mi piace peggio. No, non ci piace, manca a me piace. Pierino. Pierino, sì, mi piace, che bello, Pierino. Pierino va bene, Pierino. No. Ma che successe? Ma sì, niente, la commozione. Che successe? Che c'è? Mi comunico. E io e Rosa ci siamo fidanzati. Ci mancasse altro, dov'è? Maria, ma dico che non vuole quattro biscottini, avanti, dai. Ma che fu? Cosa eri subito? No, dico una cosa, a 10 anni come E io non sapevo niente. e ora la cosa scoprirò. La niga.
A mettere la mano, rinatelo la mano, perché tu non adesso più, mi va a me figlia. A metterlo, a me moglie. E allora? Mi faccio brindisi, faccio io. Brindo a mia figlia Rosa che presto si sposa. Bravo! Io pure. Io brindo a mia figlia Rosina che sa sistema come una regina. E allora lo stiamo bene, Brindo a Rosa Bella che quando è marito ti faccia a mortadella di I microfoni. Di Maria pure ci navi, da lì. Ma lei di quant'è? Non bell'uomo. Tanto è peggio quanto torto però. A notte fa giotto, fa dormire la notte. Avanti, forza, picciotti però, fino a travagliare, dai, è venuto a qualcosa di fare già. Poi Stramoni, stai a scia, fammi una cortesia, arrestaci un pochettino tu, compagnia, ci vuoi una mano a sistemare. Andiamo a buttare pure cose, forza monete, picciotti. La scia mia, una pancetta sulla che fatta una sappisce. Non ti scandare, state tranquilla che ci vuoi dire. E la vivo, ora vedi facito, e ti porta la sinistra, la rosa marina, che sa dove sciogli. Sono questi petti a maggio, la storia per la vestita di sta casa. Ragione, a fare così, da pigliare i collera, tempo e galandono, Nino ti vuole bene. Nino mi vuole bene, un vestito poco con me. Ti pare che sogno alba tutte cose che io faccio finta di dormire. Ma se sei nato una mezz'ora, ci conto capizza da signora. Ma speriamo che di nuovo, no? E come si andava a donare? Il cristiano esce la mattina presto, si raccoglie a sera. Io invece mi scambio, se sei nato una me fate tu sai che chi do e te sta cavolo. No, ci si vede. Non ti scandare. Ti facessi tu la dama di compagnia? E a te che ti interessa? A me che mi interessa? Mio marito paga le donne per travagliare in campagna, non per fare di servizio a te. Non ti preoccupare, che ora quando viene lo informo di questa situazione. E poi vedremo. So come interessa. Informalo. Di tutte cose da informare però. Mio marito sa tutto di me, noi non abbiamo segreti. Maria mia, io me ne vai. Va, fatti a travagliare tu. Ragione hai. Se non fosse questa creatura. Che facessi, Sindremo? Niente, va, lasciamo stare, meglio che me ne vai. Va, vattene pure tu, che meglio. Rosa, figlia mia bella. Bella, Rosa di nome, Rosa di fatto. Mamma, papà, ma quale piacere. Guarda lei che bella mia figlia, pure un italiano parla ora. Che bella, che fina, che delicata. Tutta la stampa di sua madre. Sì, però, un stampatore io sogno. Forza con non riceve, Senti, mettete qua, aspetta, e parlare con mia figlia. Senti, lo sa, tu facesti il bello matrimonio, eh? Sì. Però, non ti do pace, non ti ascoltare.
Che voi mancato di rispetto? No. Che vi potete lamentare? No, però io volessi la terra Camposanta terra. e dopo ridia. Fosse giusto che tuo marito mirasse una salmicetta di terra, così potessi pensare a me a venire. Ma se libera la fossa, come pensano a venire? Tu mi ci sta buttando che nella Io? fossa, sì, tu mi ci sta buttando. Io? Venuto a mangiare sempre carne e mi facessi passare lo stomaco. E ti lamenti pure. Certo. Te lo scordaste che era meglio quando mangiavi i burgiani, fasole e lenticchie? Era meglio. Però io quando mangiava burania, fasole e lenticchie mi sentivo stomaco leggio. E ora invece pare che mi stanno in liquidazione. Ma finisce, è che t'ha lamentato sempre, chi sa verità? T'ha lamentato. Finitela. Senti Rosita, tu ci avessi a dire, o tu ci come chiami tu? Pierino. Pierino? No, ma forse ne scio, veramente. Ci devi a dire che mi dà una salmicetta di terra. Quando io va così, mi rendo autonomo, la coltivo e faccio un proprietario. Ma finisce. Capisci? Va bene, ne oggi potessimo pure fare, però oggi Roma non è che si è fatta tutta una volta. Subito. E oggi mi avessi dare un pochettino di tempo, così per cominciare, giusto? E un'altra cosa, Rosita, una casuzza per dire, tu, se noi siamo picchieredde e tuo marito magari, e non sa mai Dio, funnure lo mare, a tuo marito ci viene uno scominchiolo e ci ha bisogno di paletti. Tu, marette, lo sa, tu devi fare, senti, ricevuto cosa a fare fare, sì, no. sì, ricevuto, Devi fare lo testa di mente. sì. No, non lo sai, la cosa che si scancella e prende ragione tu, lo testa di mente. Senti, un po' confusione sta facendo. Vedi che ci spiego una parola a mia figlia. Tu devi fare su testa di mento che dice Tommaso. Testamento, Sì, sì. su Ido. Adesso proprietaria. Ragione, papà. Ragione, però sapete oggi ancora Perino è vivo come una grande staraglia. E poi oggi è un po' scandate perché io non sapete che babbo non ci sogno. Perché già stai cercando un modo per metterlo sotto. E io di questo mi scanto perché che nottata ci resta senicchiato sotto la volta. Senta, d'altra volta Tommaso. Va bene, non vi preoccupate che ora vedremo su Copoccio come. Vai. Ora vai. Salutato! Insomma, Natale, un po' per mangiare più. Salutasto? Sì, sta morendo. Anzi no, sentite. Siamo tutte ricche, siamo. Vedete che viene venuto dall'Africa? Ah, l'africano. C'è l'africano? L'africano, venne dall'Africa è africano. Se veniva dell'America era americano, veniva dalla Francia era franciano. E sono... Vedi che ve ne potete stanco. Ah, per forza, dall'Africa fino al Capo Verde e tutto un nuovo Tazzene. Ma che scherzo? E come vinna allora? Perciò dall'Africa per non venire mai. E sarà vede, ma romane, vede, come va? Ah, lui è bagnato. Basta, no. Vedi che me ne potevamo stomaco, basta. Perché dai, l'Africa si fa mangiare sempre carne. Lo sapevo, vero come ci venivo come a mia. Ci venivo come a mia. Dimmi una cosa, che ci potremmo fare? Ci facciamo, non fare mangiare leggero però, perché carne, io saccio come ci venivo. C'eravamo un bello piatto di pasta e fasola. Perché di fasola leggere solo? Leggere, La giorno con chilo, ne quando una miniatura. Visto? Vabbè. Magari da restare per stasera poi. Tiriamo l'ospite. Vabbè, e allora vediamo una cosa, giriamo fasola, Vabbè, allora noi ci andiamo, Ah, sì, stasera vorrei fare pure un crasto. Cosa sapete fare voi crasto? Mi contare che siamo maritate e lo crasto sempre la fa. E come faccio crasto no, al nord. Salutiamo. Noi ci andiamo. Chi c'è? E non andiamo a mangiare. Che lo fai?
Ah no, su come caccia sono moschetti con queste luci animate, stava chiappando qualcuno. Caro Ennero, non andiamo a travagliare. Caro Ennero, caro Ennero, caro Ennero. Eccola qua! Stamattina, quando mi svegliai, e veniva a travagliare, non si può svegliare, eri così peggio. Parivo un angelo, pariva. Però io ci ho pensato, che cazzo, negativo. Non ringrazio, Zubeggio. Zubeggio mi chiama, Zubeggio, no? Sai che si sentiate con me? Eh sì, sogno sediata, ma no con vossia. E con voi? Questo nipote Maria. Ah, la va a finire, la tua scusate, siete tu solo, vedete bene? Sì, solo. E Ida che ce l'ha Facete la con mia. pace, facete. Ma sei Ida che ce l'ha con mia? Io non ci ho fatto niente a Ida. E che è successo? Che successe? Mi spalla con le femmine. E cosa è successo? Tu non puoi essere sta vita così, tu non sai com'è. Io sto dicendo forte con Ida. La Taela, ma facciare la finestra di Lupergolato, picco che narra a fare la cena. E ci sento ridere, andata a spallizzera come Ida. Tagliati, ci sta rovinando tutto Lupergolato a me zio. Ma tu ti naturi so che dici la mia. Ti naturi. Come faccio a stare calma? Come faccio a stare calma? Domenica, mentre eravamo alla messa, mica era uno sciato ringordo. Allora, mi galo, pippi gallo, ci sento ridere Ida. Talia, lo fece apposta per fare si vedere tutte le pendenti che ci ha regalato mio zio. Lo sta portando alla rovina. Lo capiste? Alla rovina mi sta portando. Ora ci parlo io. Ci parli tu, ma ci a parlare subito però. Sta situazione così non può essere. La vita mia è l'inferno per colpa di l'inferno. Come faccio a calmarmi? Come faccio? Tu ci a parlare subito, non può essere questa situazione. Oh, ma che dai conti, sto grammofono. Ma se manco una parola mi ha fatto dire. Ma voi state dicendo la ricchia, manco una parola per gioco. Ma tu non capisci io come vivo, non posso stare che io così. E tu se non ci parli tu, ci parlo io. E tu lo sai come va a finisce. Calmati. Come faccio a calmarmi? Come faccio? Ah, io non faccio stare, Tu ci attiri subito, c'è che parlare subito, perché non può essere sentito. Oh, ma che buonista, ma perché te la camomilla, va? Senti che prende vai, va. Guarda che miseria, lo fate così. Ha finito di dire che ci menzogna a me zio? Talia, pure visto c'è qua ora. Una non può stare manco in casa sua che si induta degli anni si induta. Senti Rosa, meglio parlare una volta più semplice. Tu, a mio marito la lasciare stare. Vedi che in casa mia c'è un verno a causa tua. Per causa mia? E io che faccio? Io in casa mia stai io. Tu piuttosto cerca di tenere a tuo marito ricca. Ma se no, ce lo dico io a mio marito. E poi vedremo. Sta attenta, sai chi? A tutto c'è un limite. Ma io dico, mondellatone. Che tuo marito non ti vuole più bene, se mai ti non ha voluto. Che non ti Talia. Ma che è colpa mia che sta? Chi ti parea che quelli più piccoli da accattare pure l'amore? E no, mia cara, quelli piccoli non si accatta l'amore. E hai il coraggio di rimirla così in faccia come se fosse cosa rinende. Rosa, vedi che tutti avevamo un'anima ma dare conto a Dio, sta attento, sai. Ah sì? Allora significa che tu te ne vai in paradiso e io me ne vai all'inferno. Tanto neanche l'anima l'avevamo spartuta. Ti saluto, Maria. Dio, aiutami tu, io non posso continuare più a così, come a fare? Che c'è, Maria? Sembra che piange, sì. Mentre, cose passeggere. Tutte cose, saccio. Allora, ora che ci sogno, si sistema ogni cosa. Non ti fa bene così le cristiane. Ma dimmi una cosa, ma sto bello matrimonio al nostro zio con Ciovetta. Marito Nino. È bravo il cognatino. E tu niente potresti fare. Ma capi a fare, è la sua, tu non c'eri, capi a fare. Ragione hai, ragione hai. Non ti scandare, che ora sistema ogni cosa. Anzi, una cosa, non ti fare bene a queste cristiane. Non ce l'abbiamo là, queste cristiane, ci penso io. Va. Donna Rosa! Caro nipote, ma come? Donna Rosa mi chiamate? Certo, del resto ora siete diventata mia zia. Oh, ma come siete cambiato? Siete così diverso, così distinto.
una vita militare completa. Ah, allora voi con gli africani vi civilizzaste, papà. Voi lo sapete che siete un uomo così affascinante e simpatico. A proposito di simpatico, decidete una cosa, cara donna Rosa. Secondo voi, chi è più simpatico? Io? O mio cognato Nino? E chi ci trase ora vostro cognato Nino? Ci tasi. Ora, cari, cosa da cantare subito. Ora che ci sono io e dovevamo mettere tutte le cose a posto. Io non capisco cosa voi volete intendere con queste parole. Io, per quanto mi riguarda, ho tutte le cose a posto con mio marito. Anzi, sono felice e contenta con mio marito. Appunto, e cercate di stare felice e contenta con vostro marito. Non cercate altre distrazioni, perché la cosa non sarà di mio gradimento. Ma vedete che bello! Lo cognato viene con l'amore. Solo che gelosia e idroga malangineria. Ma lo sapete che vi dico? Ma perché io me ne tornate dall'Africa e speriamo che una palla vecchia vi fa un virtuoso nuovo e non ne parliamo più. Porta di sale, non sapete dire che sta a suonare stanotte. La sapete lunga, cara donna Rosa, ma con mia! Tu lì c'è pure! Pure me! Due! Tu la trovai! La trovai! Quando si è fatto? Già! I giovani dell'Africa! Sì! E piace! Recite! Come Ture? L'hai saputo la notizia? Qua! Michelle. Come? Non informatore! Mia figlia Rosa si maritava con Tozzo Peggio e ora in nemmeno diveni zia! Sì! Ho saputo! E com'è tu? Li sei contento? Come una Pasqua! E spero che presto mi dassero un nipotetto e così io e Natale diventiamo nanni! Bello fosse! Ma l'età c'è, e a mia mi pare difficile. Mazzi! Ma che ti pare che le gente sono come nate tutte con la tia? E che sapevo neanche? Tutto può succedere. Ma basterà che sei aiuto. Che vorrete? Che aiuto? Aiuto a Dio. Sì, a Dio e allo Spirito Santo. Sapete come si dice? Aiutati che Dio ti aiuta. Ida, s'aiuta! Sì, con le preghiere. Buongiorno. Buongiorno! Ma io dico tutto sto ribella avete a fare che una manco può dormire? Cercate di venire. La signora se lo svegliò. I due di notte sono in me! La notte. Ah, ma mia figlia non ce voglia né di giorno né di notte. E chi mia figlia fa la signora? Vero, Oh. Mia figlia è la pasuna. E allora cercate di rivenirmi a travagliare, va? E che avevo un nuovo sorvegliante ora! No, sorveglianti, pagiuna! E come ti disse, mia figlia è la pasuna. Ma voi non state al vostro posto! Ma lo sapete come si dice? Vicino al re, beato cucce. E pure voi, cognato, state al vostro posto. E che cazzo non sorvegliante che sono io? È una pagiuna che è donna Rosa e che merita il rispetto di tutte. Ho rispetto! E ho curato! Una morta l'avevo portato! Che sentite dire, nipote? No, niente, ci dava un proverbio, così. Ah, ma insomma, a me mi pare che qualcuno ancora non l'ha caputo che la pagiuna sono io. E che pertanto tutti hanno avere rispetto di mia. E dico tutti, parenti e contadini. Anzi, soprattutto voi contadini, avete da mettere in testa. Io non sono più una come abbiamo già. E che siete? Tanto mi stabillo! Che siete? Sì, io sono salita in alto. Sta attento che care! Ma che c'è festa qua? Sì, subito. No, finire Nino, E che c'è pescato? Avanti a tua. Ma ci minuti d'allegria io. La sacchetta mia, 5 d'allegria. Vai, ti vedi a travagliare tutti quanti. Che festeggiamo? Che c'è? Tu pensi? Festeggiamo l'anniversario del matrimonio con me e con la più migliorissima donna che c'è sulla faccia della terra. Che Dopo, che dire che va bene, Potete dire viva Rosa, non so bene. Viva Rosa! Viva Rosa! Devi.
non ne vuole tagliare. Sempre che Nina, che vuoi? mi vado un po' per riposare che questi contadini mi hanno svegliato. Va, gelato, piccola, pesca, oggi, gelato. Abbastanza, basta. Adesso a parlare con te. E c'è cosa da dure? Senti Rino, io tornando trovai tante cose Sì, nuove no, in casa. certo. E certe cose a me non mi piacciono. Nino è ora mente fresca e babbo non ci sono. Che sentite dire cognato, io non vi capisco. Senti, certe cose che hanno a finire sopra. Ma disoccupare, io non vi capisco. Nino, finiamo di babbiare. Io continuo a non capire, te, Fai finta di non capire. Ma ancora si intende. Hai un figlio. Sei smarrito. Certe cose non è giusto farle. E per giuntare con certe persone. Ma io continuo a non capire, tu, ma chi puoi dire? Attento Nino, qua tinta un navole. Mi mia parli arabo, pure. Ma buona buona tinta ci può mancare, sai? Mi mia parli arabo, pure. Sta attento Nino, non devi contare, sai, Ora io mi sento una coscienza a posto e parlo con cui parlare. E che fai, minacci ora? Sogno tutto scandato, sogno. Tassa mia, sto una cosa fosse risolta. Ma non sogno offeso. Ora finisci o ti ripeto. Un mescando. Non mi ne puoi contare, sai? Un mescando, ti dico, e io aiuto un nicecco. Oh, ma non Ma finitela! No, niente, stiamo solo chiacchierando. Sì, babbiavamo. Poi ne parliamo dopo, va bene? Dove lascia stare, non ti consumare una pasta che ci sono. No, la cosa non può continuare. Dove vieni qua, La cosa non può continuare. Ora vengo! Ma che è successo? Che è successo? Sono peggio io a parlare con Bastia. La palla, come fai a scattare? Che c'è? In confidenza, io sogno sola, non mi piace che mia frusta come un bacio, io come tale vi voglio parlare. Mi fai scattare? Che c'è? Che c'è? Sono peggio. Io non faccio come c'è a dire, ma affronto. Non ti affrontare, dimmelo, che tu l'ho dato, dai. Su peggio, mio marito Nino. Tuo marito Nino? Mio marito Nino mi chiarisce, su peggio, mi chiarisce. Non mi vuole bene. Non ci posso dire, non ci posso dire. No, ciao a quello, ce lo giuro, mi chiarisce. Ma vedi che quando uomo tradisce è pure colpa della donna, Vedi a mia, per esempio, se poi vai, chiarissima sappiamo chi è. Perché la donna deve stare sempre sopra il marito, se lo deve circoncidere. Stare sopra, circoncidere. Circuire! Insomma, la cosa che sta circuire. La donna deve essere sempre sopra il marito, deve essere premurosa. Ma io non si può lamentare. Ma fammi finire, scusa che deve essere premurosa, affettuosa e deve tenere sempre acceso e vivo l'amore, se no l'amore si addobisce. L'uomo ha bisogno di carizie, di masticamenti, noi come se pigliamo una direzione, abbiamo anche le cose. E da sì che sapete le cose. Ah, Davide, aveva un anno che siamo maritati e mi fa sentire. Ah no, c'è bravo come Michele. Mi fa sentire in paradiso, in mezzo all'angelo. Ah, beato sono. Certe volte mi pare di avere un cerchio luminoso in dentro, sai? Che bello. Ma è orco, sia. Orco, no, io ci ho buono, ma le Ma no, pure l'occhio. E che naso. Fazza, diricillo, povero cristiano, fazza. Che a dire, parla. Sapete? Ah, che c'è? Avessi a parlare con vostro. Parla. Ci avessi a parlare come confessione. Aspetta, i fischi che confessare a tuo sole, Peccate le mie sorelle, faccio pure io. Ah, confessaste tu? Tu lascia stare, per favore. Io ho già detto niente, tu sappi tutte cose. Senta Maria, Caterina, a parlare a solo con suo peggio. Mi raccomando. Oggi Barrino sogna, confessare a tutti, non ho capito? Dai, che c'è? Un discorso è delegato. E parla. E io vostra con la stessa scritta che trovai maledata. Hai visto che bella sorpresa di dice, Ma non esiste una cosa, ossia civile.
Quella che c'ha visto l'occhio c'è io. Voglio dire, la vita sulla strada del tesoro. E mi disse una cosa, come si passa questo mogliere? Buono, Turi. Sono felice, contento, tu non lo puoi capire perché io non sei maritato. Maritati Turi, maritati, non sai quello che perde. Io lascio a re, mio marito ha una nota a 10 anni. Tu da maritare, Turi, da maritare. Tu non sai quello, anzi tu non sai quello che perdi. Già te l'ho detto, tu non sai che cavolo quando senti freddo, quando c'è caldo, tu ti curchi e ti metti a letto, anzi siamo da opera, te lo posso dire, quando tutti e due curcati, tutti noi? Sì, tutti che c'è, tutti e due, marito e moglie, tutti e due curcati, ti senti abbracciare e ti senti dire sono felice, questo è il momento più bello della giornata, Turi, io mi metto accanto a lei, nella testa appoggiata nel suo petto e mi sento dire bo e Pierino s'addobbe. Nel suo petto, lo sai che mi disse l'altra volta? Pierino, sei un toro. Capisci? Io un toro io. La verità dici dopo. E tu che ne sai? Non è sempre che lo sanno solo le moglieri certe cose. Certo, ci può essere che teoro libertini che vanno tutti gli anni a destra e a sinistra e le figlie dicono, sai, chi è un toro, chi è un toro. Ma io no, io sono arrivato all'imbato al matrimonio. Rosa è stata l'unica donna della mia vita. Ma tu peggio, posso a civile! Arrecci donna, ci via. Come ci buono? Ma mi dice una cosa, Rico, se non ho domandato mai, magari una volta. Chi Rosa, chi è picciotta, e pigliuna una bella picciotta, ad accettare la sua proposta di matrimonio. Hai visto che tu non sei rete? Rosa aveva 10 anni quando già mi amava. Lo sai, vedi che dica. E non sapeva allora che era un toro. A questo punto, Super Meo, non sa più so cosa dire. E che va a dire, se sta a vedere più. Ma vedeste che sta arrivando Donne e che vuole da me? E voleva fare come sia. Come tu mi ha fatto sempre puntuale, ma che vuole da mia? Come fai a scandare? Che vuole? Non ti scandassi, o meno queste cose. Gnauti, lo sapevo che fossi persona d'onore e mantiene sempre la parola. Prendilo. Buongiorno a tutti. A San Benedica, donne lei, tempo suo. Tanto male, donne lei. La mia casa è il suo servizio. Fammi una cosa, Tore. Lo sappe. Dai, ma non ci sente. Hai comprato qualche sbaglio, sai così, chiedo scusa dell'offesa Bene, sta parlare. Parlasse. Con che hai sbagliato forse? Con lei no. Purtroppo sbagliaste con me. Sbagliaste con te stessa. Allora siamo a posto. Mi scuso con me stesso. Ma che caspitarice, Pedro? No. Tu sei troppo ingenuo, figlio mio. Faceva così. Già assomiglia pendente a zone potenti, tu. Senti il capello. Gli altri siamo gente del rispetto. Questo lo so. E vorremmo che pure i nostri amici hanno essere rispettati. Tu sì, amico nostro. E merita il rispetto. Purtroppo, da nipote Tore non si può permettere che si ride la reale sua spalla. Vabbè, non è la risata fa buon sangue, questo è più la cosa sarà sistemare subito. Ozzo. Poi. Ma santo cristiano. Ossia civile. No, civile, non da te, civile. Tore, taglia per favore. Roberto, mi dispiace. Ma appunto ne siamo arrivati. Io voglio a parlare. Prima come posso, prima che mi dovere.
Perché è mio dovere come fratello tesoro. Perché è necessario parlare. E parlo. E parla. Sto peggio. Ah. Nino e Rosa. Nino e Rosa. Nino e Rosa. Nino e Rosa. Nino e Rosa sono amanti. Non ti permetto, non dire queste cose. Rosa, ama mia, solo mia. La donna che mi dice sempre che ama me, ama tutto di me. Ama solo i piccioli. Non ci posso dire. Ce lo giuro. No, non ci credo. Un saggio se capisse fatto per farlo stare. Sì, per farlo stare all'oscuro. Ah, ora capisco. A vista dell'occhio. Capito. Vero è. Vero è. Non ci posso dire. Ce lo giuro. Ecco, mi diceva che mia papà di nica. Menzogna. Che ero stato l'unico amore della sua vita. Menzogna. Che ero cornuto, un toro. Menzogna. È vero. Non un toro, ma non perché io pensavo io. Ma mi sono un paro di corna che mi mise. Siamo tanto dispiaciuti. Immaginassi a mia, non è che le dispiaciute lei, io. Ma porca miseria, mi levo dalla faccia della terra. L'ammazza, ma tutto come dice la legge. Ah, ti ammazza. Bravo a Pedro. Chi se vuole sentire dire di Dio? Tu sei uomo ranore. E il ranore macchiato sa a lavare con sangue. Questo è un tuo dovere e un tuo diritto. Non ci sono altri sistemi. Tore, faccio ferro. Quale ferro? Mi raccomando Pedro, un colpo in tocco a una e un colpo in tocco all'altro. Amore, perciò. E saluto zio. Passa Federica. Buona Bruno e un po' sotto l'altra. Ma io che sto sbagliando? E se sbaglio, la mia mettere come faccio a sbagliare? Che c'è? Mia luce, che succede? Festeggiare un anno matrimonio tra me e donna Rosa. Rosa di nome e Rosa di fatto, la figlia mia. Zitta. Un anno di felicità. Sì, un anno di felicità. E di questo devo dire grazie soprattutto a me nipote. Poi che portò questo matrimonio. Poi che mi aprì questa strada a questa mia felicità. Rosa diventavo le moglieri, cinesi, tutte cose, le vestite, dipendenti, e tutto che non ci voleva io, giurava io, vero di lusso, Non, qua non è una passeggiata. Che sento dire? Sta finendo la commedia. Silenzio. Non ti muovere più, dai, basta. Io. Vi dovete fermare, basta. Io sì. Che sentite dire? Io non lo capisco. Niente. Ora capisco io che significa la vista dell'occhio. Io chiaro. E sento pure sto campano di corda che mi dice tu e sta opera signora. Sì. Perché quasi qualcuno ancora non lo sa. Nino è l'amante di mia moglie Rosa. Questo perché non lo sapevano, perché che già lo sapevano è la comunicazione ufficiale. Ma per quanto è vero Dio! Voglio casco con via, come si gioca il ciliggio. E tu Nino? Come? Io ti vai a mezza strada.
feci sovrastante, ti dette le bicchiere a me le Ponte Maria e tu mi presenti sopra il piatto di pesce. Perdonatemi, zio. Perdono. Ah, vedi che non si ammazza solo con le parole, con i fucili e con le coteggia, si abbassano anche con le azioni. E tu mi sbagantasti il cuore e l'anima. Perdonate, zio. Perdonato. Ti perdono, ma no più tia, ma questa creatura più non mi perdono. Grazie. Mio, non mi perdonate. Me lo scordassimo tutto l'amore che vi rende. Non si scordano queste cose, Rosa, non si scordano. Tu mi dasti delle cose che io in tutta la mia vita non ho mai avuto. Rosa, che si bella Rosa, ma non giuro, pare, che occhi, che bocca, che portamento, Rosa, ce la puoi fare, ce la fai Rosa, ce la fai. Fare che? Come si chiama tua madre? Madre? No. Ecco, mettici la pure davanti e chi con il telefono, capisci? Porta tua madre per le polizie, lei dove sta che... Amori! Vieni deluso! Come condannate, uno per fare queste cose la va a sentire e io non mi sentivo che disonorato, brutto sì, ma disonorato no. E poi se io avevo a fare chi dicevate voi, andavo a finire in galera e allora poi restavo con lui e poi e poi ne finiva, ma lei si immagina che tutti i cornuti che avessero a fare chi dice se lei non restasse più nulla la faccia da terra e poi esatto, non basta di quanta terra, la nostra terra è bagnata di sangue, basta, fineva, va. Vedi, mi hai deluso, non c'è più un mondo, a morire perciò. Unito, dai, andiamo a festeggiare, la festa della liberazione, ovviamente.